vediamo dopo. You know I'm not one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to break. At the end of it all, you're still my best friend. Ecco il mio autista. Porca puttana. But there's something inside that I need to release. Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on? I know we're heading separate ways, and it feels like I am just too close to love you. There is nothing I can really say. I can't lie no more, I can't hide no more. Got to be true to myself, and it feels like I am just too close to love you. So I'll be on my way. Dopo aver fatto un tour della città di Ferrara, io ed il mio collega di università / autista professionale dobbiamo raggiungere Ferrara Fiere, dove si trovano gli studenti di biotecnologie dell'Unife e dove pranzeremo con un gruppo di amici. Scegli tu che è molto meglio il dance. Porca miseria, quanta gente. 1200 studenti, e tutti quelli che non vengono. Visto che questo è il primo episodio della mia serie su Instagram che porto su YouTube, spiegherò come funziona questo talk show dei pranzi. Gli episodi si dividono in 3 parti. In quella iniziale, gli ospiti in 15 secondi si devono presentare, dicendo il loro nome, il loro corso di studi, se si droghino o meno. Nella parte intermedia devono rispondere ad una domanda bizzarra, quasi sempre impossibile, scegliendo una tra le 4 opzioni. Ma è nella parte finale che arriva il bello. Gli ospiti mi indirizzano verso una persona a caso all'interno della mensa, con cui io devo attaccare bottone creando situazioni di disagio e dall'esito imprevedibile. In questo episodio verrà intervistato Edoardo, un ferrarese doc, anche lui iscritto al DAMS dell'Università di Bologna, come me. Oltre a Edoardo, l'ospite di questo episodio è Claudio, un vecchio amico del gruppo Crossover, un tipo abbastanza normale, più o meno. Ma bando alle ciance ed iniziamo. Ciao, sono Claudio Ferrari, abito ad Adria, ho 21 anni, studio biotecnologie e ciao. Ciao, sono Edoardo Buriani, ho 22 anni. Ora vi faccio la domanda del giorno, ma Edoardo non risponderà perché la sa. La domanda è: quale tra queste maschere di carnevale è nata nella provincia di Ferrara? Balanzone, Bertoldo, Sandrone o Tasi? Posso dargli un aiuto? No, aspetta. Un aiuto a ragionare. Pensa bene alla radice del nome. A come è costruito il nome, come parlano qua a Ferrara. Ok, allora Balanzone, Bertoglio. Balanzone, Bertoldo, Tasi e Sandrone. Okay. Adesso fai i tuoi 15 secondi di ragionamento e poi ti dico quando mi devi dare la domanda, quando sta finendo il video, ok? Allora, questa è una domanda molto difficile. Sinceramente devo pensarci bene. Balanzone, Bertoglio, Tasi. Qual era l'ultimo? Sandrone. O Sandrone. 4. Per me è Tasi. Edo, ti odio perché l'hai aiutato. E la risposta giusta appunto è Tasi. Quindi Claudio, hai fatto giusto. Bravo. Bravissimo. Grazie. Bravissimo. Edo, sei una testa di cazzo. Grazie. Bravo Claudio. Bene, ora rovineremo Luca e provate a vedere con chi lo faremo andare a parlare. Esattamente, quella ragazza là. Chissà che reazione farà. Vado un attimo in bagno. Dunque, è carnevale e ci sono 1200 persone qui dentro. Cosa succederebbe se mi mettessi quel costume?
Scusate, avete visto Mary Jane per caso? Avete visto Mary Jane per caso? All'Unifit c'è Spider-Man. Ok. Tutto normale qua, Tutto a posto il mio vestito, lo devo cambiare, cavolo. Perché è un po' vecchio. È da 4 anni che ce l'ho questo. No, ci vedo. Cioè, ho sbattuto un po' di volte nella mia vita, però ci vedo. Il prossimo anno ci proponiamo per gli Oscar. Ci sta. Ok, ora che la tua dignità è andata a puttane. Sì. È difficile combattere il crimine. Ok, dopo oggi direi che non mi vestirò più da Spider-Man per un bel po'.